anno senza Sammy, un anno con Sammy, presente in un modo diverso, con la sua voglia di vita, con la sua sete di sapere, conoscere, studiare, con lo sguardo aperto al mondo, alle relazioni di amicizia e le radici nella sua famiglia che lo ha cresciuto e sostenuto. Proprio dentro un momento di festa, il 5 ottobre 2024, è arrivato il malore fatale che ha fermato a 28 anni il cuore del ricercatore vicentino, la persona più longeva al mondo tra quelle malate di progeria. Appena pochi giorni prima era stato in Cina a incontrare alcuni ragazzi affetti dalla medesima sindrome. Ed è stato molto importante per lui aver dato a queste famiglie un messaggio molto importante. Lui, 28enne, che girava il mondo per portare a conoscenza della sua malattia, lui con 2 lauree, lui che era diventato ricercatore sulla sua malattia, e dunque per queste famiglie è stato veramente un'infusione di positività. Era Sammy che ispirava gli amici davanti alle difficoltà, lui che sapeva di avere meno tempo di tutti a disposizione su questa terra e lo ha impiegato per cercare un rimedio alla progeria, mantenendo i contatti coi centri di ricerca, a cominciare da quello di Boston, tramite l'associazione IPROSAB da lui fondata. Stiamo facendo tantissimo, c'è tutto il direttivo di cui una buona parte sono amici di Sammy, che stanno portando avanti proprio il sogno che aveva Sammy di poter dire nel prossimo futuro abbiamo la cura per la progeria, e non solo per la progeria, perché lui ci teneva un sacco. Nel giorno del funerale, quel testamento inatteso e densissimo letto dal vescovo è un'eredità collettiva che ancora molti ricordano. Quel che Sammy è stato, quel che Sammy è, sta ancora parlando a tante persone. E lo abbiamo proprio percepito di più, è brutto da dire, ma anche dopo, quando lui se n'è andato, perché ci sono ritornati veramente tantissimi di queste cose. Gente che per mail, per telefonate, lettere, ci hanno veramente fatto un dono meraviglioso. Ci hanno fatto capire quanto Sammy aveva dato loro e quanto ancora continua a dare.